Guardate con chi siamo oggi, siamo con Sergio e Laura. Che bella coppia, papà e figlia, che simpatici. Ehi Laura, è bravo il papi? Sì, diciamo, va bene, sì. Si vede che sta aspettando la mancia questa qua, lo vedo. Arriverà. Sergio, come te la cavi col dialetto? Abbastanza male, grazie. Bene, sono cose migliori. Che fai, tu sei di Brescia? Brescia. Di che ti occupi tu Sergio? Ho un settore banca. Allora qui potremmo starci col detto di oggi. Prova un po' a leggere. I sensai o mantigni occupal. Occupai. Occupai. Cioè che anche tu potresti essere un sensal. Tu sai chi sono i sensai? I sensai erano i mediatori di una volta. Hai capito Sergio? O mantigni occupai. Occupai. Manteniamoli. Ancora oggi. Anche bancari, anche mediatori, insomma, quelli che lavorano in banca, che hanno a che fare con le banche. Assolutamente. Teniamo bene quelli. Assolutamente. Sempre meglio. Però Andrea sta dietro la telecamera e non vuole apparire. Andrea è timido, è un ragazzo timido. Inquadrami Andrea. Chi è? E con Andrea, tra pochissimo, iniziamo Centro Anch'io. Restate qui. Centro Anch'io. Centro Anch'io. Ben ritrovati di nuovo qui, grazie per essere con noi. Tra pochissimo noi vi sveliamo il detto che un po' l'avete capito dalla nostra anteprima. E guardate intanto quanto sono belle queste opere di Girolamo Romanino, la cena in casa del fariseo e la cena in Emmaus. I due affreschi di Romanino provengono dal convento di San Nicola di Rodengo Saiano, sono ambientati sotto un porticato ed entrambi raffigurano una cena, tema coerente con il luogo in cui si trovavano in origine, ovvero un refettorio. Nella cena in Emmaus Cristo siede con i due discepoli incontrati in viaggio. Romanino blocca la scena nel momento in cui, spezzando il pane, il risorto si rivela ai presenti. Nella cena in casa del fariseo l'attenzione si concentra sul gesto della Maddalena che, gettatesi ai piedi di Cristo, li lava con olio profumato, asciugandoli con i lunghi capelli. Romanino costruisce figure potenti usando pennellate rapide e corpose e tratti capaci di dare carattere a tutta la composizione. Bene, vi dico subito che quello di oggi non è così immediato. È questo, i sensai o mantigni o copai. Gianfranco, cuoco, in cerca di lavoro. E proviamo a leggere questo. Allora, si torna indietro nella civiltà contadina. Che può essere il dialetto per le proprietà. I sensai, i mantigai o copai. O mantigni o copai. Copai. Cioè? Allora, dando in italiano, pratica i sensati o mantenerli o ammazzarli. Con Yolanda si parla di sensai, si torna indietro nell'epoca contadina. I sensai la mediazione. Brava Yolanda, bravissima. I mediatori, i sensai o mantigni o copai si dice, ovvero O mantenerli o pagarli o ucciderli. Insomma, senza arrivare a tanto. D'altronde qui è scritto così, occupai. Volete ammazzarli voi? Paride, con la fonderia Lumezzane e oggi a Brescia. I sensai o mantigni o copai, cioè? I sensai o mantigni o non copai, proprio come è scritto qui. Sì, ma non devi essere contento nel dire copai, vero? Oh, per l'amor di Dio. Chi sono i sensai? Non mi ricordo. No, Paride, mi cade sui sensai, dai, chi erano i sensai? C'ero qui sulla lingua ma non mi ricordo. Beatrice Bice, proviamo questo. Allora, i sensai o mantigni o copai. Vero? I sensali o mantenerli o ucciderli. Brava, e sti sensali chi sono? I sensali sono dei mediatori. Diciamo soprattutto un tempo c'erano i mediatori per comprare le case, per comprare i terreni, e facevano i mediatori tra chi comprava e chi vendeva. Mantigni o copai. Esatto. Brava sui sensai. Insomma ci speculavano come tutti. Bice, bravissima. Grazie. I sensai non saprei. O mantigni o mantenerli. Sì. O copai o ammazzarli. Però
Però se non sappiamo chi sono sti sensai. I sensai non ho proprio idea di che cosa siano. La seconda parte del proverbio la sai tradurre? Mantenerli e ucciderli, cioè nel senso... Farli fuori, esatto, sì. Però quindi i sensai non ho idea. Noi manteniamoli lo stesso, siamo pacifisti. Sì, giusto. Spieghiamolo allora, i sensai o mantigni o copai. I sensai chi erano? Erano i mediatori nell'epoca contadina, cioè quelle persone che favorivano l'acquisto di bestiame o di terreni per conto di altre persone, ma non sempre facevano guadagnare, quindi da qui o mantigni o mantenerli o copai o farli fuori. Beh, insomma dai, meglio mantenerli, no? Grazie, alla prossima!